Buongiorno e ben ritrovati con Focus TG. Buon sabato a tutti voi. Tanta la cronaca di cui parleremo in questa mattinata, anche la politica, i gialli, ma c'è un fatto di cronaca che in queste ore davvero sorprende. Siamo nel Padovano ad Abano Terme, parliamo di una vicenda di un anno fa, la morte terribile di una 37enne che era stata trovata morta in bagno. Per un anno si è pensato si trattasse di un suicidio, in realtà secondo i carabinieri, secondo gli investigatori è stato un femminicidio e la svolta è arrivata in queste ore con l'arresto dell'ex marito. Allora andiamo subito da Valentina Visentin che si trova credo di fronte alla casa dove morì una 37enne. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno da Abano Terme, siamo proprio davanti all'abitazione. È qui che il 2 agosto del 2023 ci fu un intervento prima del SUEM e poi dei carabinieri per quello che a tutti gli effetti sembrava un suicidio, ma che a distanza di un anno si è rivelato essere invece l'ennesimo femminicidio che si è consumato nella provincia di Padova. Il corpo senza vita di Nicoletta Rotaru, 37 anni, era stato ritrovato nel bagno della sua abitazione con una cintura legata al collo. Il marito aveva chiamato il SUEM 118 dicendo che la moglie era chiusa in bagno, ma quando i sanitari sono arrivati la porta del bagno è stata aperta con molta facilità, con una spallata è stata aperta e sono entrati. Sembrava un suicidio, invece i carabinieri hanno poi sequestrato il cellulare della donna che a distanza di un anno ha rivelato e ha raccontato con un audio davvero inquietante tutto passo passo il delitto che si è consumato quella notte tra l'1 e il 2 agosto del 2023. Si sente la donna trascinata e il rumore della cinghia, il tentativo di smontare e rimontare la porta facendola sembrare chiusa dall'interno. E così il marito di Nicoletta Rotaru, il compagno di Nicoletta Rotaru, Eric Zorzi, 42enne camionista che abitava con lei in questa abitazione, è stato arrestato. L'arresto sarebbe avvenuto a marzo, quando si è avuta la prova di quell'audio che era stato ritrovato dai carabinieri dopo appunto le dichiarazioni dei medici del SUEM che avevano parlato appunto della facilità con cui avevano aperto la porta del bagno. Il cellulare aveva registrato per l'audio dell'intera serata, perché quella sera Nicoletta era rientrata a casa. Lei voleva separarsi dal marito con cui le cose non andavano bene da tempo, voleva rifarsi una vita insieme alle sue due bambine, aspettava solo di avere un lavoro a tempo indeterminato per potersi trasferire. E siccome da tempo c'erano liti e il marito aveva anche qualche volta l'aveva insultata e aggredita, lei nell'ultimo periodo registrava spesso questi momenti di tensione, proprio per poter documentare quello che accadeva tra le mura domestiche. E anche quella sera, quando era tornata a casa, aveva acceso il registratore, registrando così inconsapevolmente la sua morte, il suo delitto. I carabinieri lo hanno ascoltato e hanno così potuto incastrare l'uomo, che a marzo è stato arrestato. Ora si attende l'udienza preliminare, che è già stata programmata per il 17 settembre in tribunale a Padova. L'uomo dunque è in carcere, ma purtroppo è l'ennesimo femminicidio quello che vi stiamo raccontando, avvenuto qui nella provincia di Padova, e tante anche insomma le analogie. Lo ricordiamo, a maggio un altro uomo a Vigonza aveva ucciso la moglie scaraventandola dal cavalcavia di Vigonza vicino alla loro abitazione, e anche in quel caso aveva cercato di deviare le indagini degli inquirenti facendo credere ad un suicidio, cosa che però poi è stata subito scoperta nel giro di poche ore. Ma c'è anche un altro triste precedente nella provincia di Padova. A Padova risale al 2006, quando il medico Luca Capuzzo uccise la moglie con delle iniezioni di etere, anche in quel caso cercandolo di farlo passare come un suicidio. La cronaca dunque dell'ennesimo femminicidio che ha sconvolto in questo caso la comunità di Abano Terme, con il sindaco Federico Barberato, che abbiamo ascoltato pochi minuti fa, e che lancia anche un appello a tutte le donne vittime di violenza, ricordando che qui ad Abano c'è anche uno sportello a cui rivolgersi. Io restituisco la linea dallo studio e vi lascio con le parole del sindaco di Abano Terme. È una brutta giornata oggi per Abano Terme, il primo caso di femminicidio nella nostra città. Siamo scioccati, sgomenti, e il primo pensiero va ai familiari naturalmente della povera donna,
e naturalmente l'attivazione di tutti quei servizi sociali di aiuto e di accompagnamento che abbiamo prontamente attivato. Ci sono 2 bambine molto piccole, insomma, che adesso come servizi sociali voi dovrete seguire. Ti ripeto, siamo già attivi su questo tema. Noi qua ad Abano abbiamo anche uno sportello antiviolenza rivolto alle donne in difficoltà da parecchi anni, che riceve e raccoglie le testimonianze delle donne che lamentano problemi familiari. È gratuito, è riservato, opera con molta professionalità in collaborazione col Centro Antiviolenza di Padova, e questo purtroppo non è bastato a evitare questa brutta tragedia. Alla luce di questa brutta storia, di questo ennesimo femminicidio, se la senti di fare un appello, insomma, alle donne di Abano per ricordare che c'è questo servizio che le può venire in aiuto? Noi questo è un servizio che offriamo da parecchi anni e purtroppo ci sono aumenti di persone, di donne che arrivano a cercare aiuto e noi le aiutiamo. Abbiamo un lavoro di team che facciamo con forze dell'ordine e soprattutto i nostri uffici di servizi sociali sul territorio, che sono molto attivi, e l'appello è che in qualsiasi caso di difficoltà familiare le donne possano fare riferimento a questo importante servizio che garantisce l'anonimità e anche la riservatezza e anche un aiuto concreto di carattere psicologico, legale e anche di aiuto dei nostri servizi territoriali. Così dunque questa terribile vicenda, ovviamente tutti i dettagli questa sera nel corso dei nostri telegiornali. A proposito di femminicidio, una donazione al telefono rosa di Treviso in memoria di Vincenza Saracino, il marito della donna uccisa 1 mese e mezzo fa. C'è ancora un'indagine in corso e un assassino in libertà. Ha voluto che i fondi raccolti al funerale andassero a sostenere le donne vittime di violenza. La raccolta fondi in memoria di Vincenza Saracino, la 50enne uccisa a coltellate a Canizzano il 2 luglio scorso, è andata a favore delle donne vittime di violenza. L'ha deciso il marito, che con la famiglia ha voluto donare quanto raccolto al funerale di Vincenza al Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso. Un gesto di generosità accolto con commozione e gratitudine dal centro. Per noi sono molto importanti, non per sé la quantità dei soldi che ci arrivano, ma per il gesto che viene fatto, perché questo ci spinge a migliorare sempre più i servizi che facciamo all'interno del centro antiviolenza e quindi a dare anche un maggior sostegno alle donne. Certo serve anche un grande cambiamento culturale, però forse proprio anche da questi gesti che avvengono sempre di più in questi ultimi anni, forse qualcosa si sta muovendo in questo senso. Una donazione che lancia anche un messaggio di speranza, ma anche un sostegno concreto alle attività messe in campo ogni giorno dal Telefono Rosa di Treviso per aiutare le donne vittime di violenza. Tutte le donazioni sono importanti perché chiaramente i finanziamenti che noi riceviamo dalla Regione e dallo Stato per le attività del centro antiviolenza non sono elevati, mentre noi nel nostro servizio abbiamo professioniste, psicologhe, avvocate e operatrici dell'accoglienza specializzate proprio nel seguire le donne vittime di violenza. Ad oltre 1 mese e mezzo dall'efferato delitto, l'assassino di Vincenza è ancora in libertà. Le indagini continuano, ma al momento il killer della donna non ha ancora un nome né un volto. Secondo gli inquirenti si tratta di una persona che sicuramente conosceva bene la 50enne e che forse, ma le analisi sono ancora in corso, potrebbe aver lasciato delle tracce del suo DNA sulla bici o sul luogo del delitto. Torneremo ancora alla cronaca fra pochissimo per parlare di tante vittime sulle strade in queste ore. Continua a far discutere, lo vediamo ad esempio dal sito di Repubblica a livello nazionale, la vicenda dello yacht affondato a Palermo, guerra di risarcimenti sullo yacht affondato, le lacrime per Hannah, una delle giovani vittime. È una vicenda che, come sapete, a livello nazionale sta creando dibattito, anche se è parlato di un giallo internazionale, di tutti i dubbi su questo affondamento del veliero a Palermo. Se ne è parlato ieri sera anche a Focus con il direttore Luigi Bacciali e con i suoi ospiti, e c'è stato così un parallelo tra un altro giallo
che è rimasto, diciamo, in Veneto, perché la vittima era veneta ed era molto nota. Lo ricorderete, la morte di Antonio Bisaglia, che era un importante esponente della Democrazia Cristiana. Parliamo degli anni 80, era al momento della morte presidente del gruppo parlamentare democristiano al Senato, che morì a 55 anni il 24 giugno 1984 a Santa Margherita Ligure. Era rodigino di nascite, in circostanze, come sapete, mai del tutto chiarite, nonostante la giustizia abbia dato la sua versione ufficiale, cioè una caduta in mare dal panfilo Rosalù, che era di proprietà della moglie di Bisaglia, Romilde Bollati di Saint-Pierre. Un'onda anomala e la morte, la caduta in mare e poi la morte di Bisaglia. Negli anni successivi poi anche due persone vicine a Bisaglia morirono in circostanze simili e non del tutto chiarite. Il suo segretario particolare Gino Mazzolaio, che affogò nel fiume Adige nel 1993, e poi il fratello, Monsignor Mario Bisaglia, sacerdote, che secondo taluni fu ucciso. Il corpo fu gettato nel lago di Centro Cadore e fu trovato il 17 agosto 1992. Insomma, una vicenda, quella di Tony Bisaglia, che nonostante appunto la conferma ufficiale della giustizia, cioè la giustizia ha sempre detto è morto per questa caduta in mare, si è molto parlato e si è sempre dibattuto, con un fronte che ha sempre parlato di un vero e proprio omicidio di Bisaglia. Ne ha parlato ieri anche uno storico esponente della DC del Veneto, Settimo Gottardo, ex sindaco di Padova. Allora sentiamo cosa si è detto su Gottardo, su Bisaglia. Gottardo è convinto personalmente che sia stato ucciso. Sentite. Mi è venuto in mente un altro giallo, che era quello della morte di Tony Bisaglia, un papavero della Democrazia Cristiana, che annegò nel Tiguglio davanti a Portofino dopo essere caduto dal panfilo Rosalù, che era il panfilo della moglie Romilde Rosati di Saint-Pierre, che tra l'altro era proprietaria del Campari. Lì si parlò di Cossiga, che si precipitò a Santa Margherita Ligure, fece sparire subito il cadavere, non ci fu nessuna autopsia e si parlò non di un incidente, non di una caduta accidentale, ma di un omicidio. Ma io sono di quella parte dei democristiani, me lo ricordo bene quell'episodio. Io sono andato anche a Roma a fare la guardia d'onore personale di Bisaglia e io faccio parte di quella schiera numerosa di persone che ritiene che sia stato un omicidio nei confronti del povero Bisaglia e subito dopo nei confronti anche del fratello prete, trovato poi annegato con dei sassi in tasca, esatto, come dentro un laghetto poco fuori, poco lontano. Lago di Domegge. A Cortina. Quindi su quello, direttore, io ho una mia certezza personale, dovuta anche al fatto che in fretta e furia fu lo stesso aereo con cui avevano portato dal Veneto a casa il feretro del povero Berlinguer, con quello stesso aereo in fretta e furia portano a Roma e sigillato dentro una casa che non è stata visitata neanche dalle sorelle, tantomeno dalla moglie molto chiacchierata, dalla vedova molto chiacchierata di Bisaglia. Io poi, guardando quella cassa, me lo ricordo come fosse adesso, era una cassa dentro la quale ci sarei stato a fatica io, ma Bisaglia era esattamente il doppio di me. Io pesavo allora poco più di 45-48 kg, Bisaglia era sui 90 kg, ero un omone, e in quella cassa lì non poteva starci, non ci stavo io. E tutto il quarto d'ora di turno che è toccato a me di fare la guardia d'onore, sempre mi interrogavo, ma come fa a starci là dentro? Non può starci, non è possibile. Tanto più se è anche annegato. Io ho visto purtroppo nella mia vita anche corpi di annegati, questi si gonfiano ancora di più, non si restringono. Quindi lì non c'è ombra per me di dubbio. Tornando un attimo a Bisaglia, io ero stato interrogato dai PM di Chiavari e di Belluno perché ero lì
quando Bisaglia cadde dalla barca. Vedemmo questo spruzzo a poppa, ci avvicinammo, trovammo l'asta della bandiera, la portammo in capitaneria. Ho visto le foto di Bisaglia dal PM di Chiavari. Lui aveva una ferita lacero contusa, così, che poteva essere stata inferta, provocata solo da una catena, da un colpo molto forte. Non era possibile accreditare la tesi della caduta e di un urto sulla battagliola, che è un filo che insomma... No, cioè voglio dire... Ecco, però il movente secondo lei quale può essere stato? L'anno fa lui si sapeva che Bisaglia non sapeva nuotare. Questo era noto a tutti. Anche a me. E poi tra l'altro io all'epoca ero di un'altra corrente, non era neanche della sua. Bene, io l'avevo visto poche settimane, pochi mesi prima, perché era venuto a Padova per visitare sul letto di morto il povero Berlinguer. E sono andato a prenderlo a casa sua. Non ho incontrato la moglie, ma uno che veniva, che era alzato. Avevo fatto i complimenti del matrimonio che era venuto da poco, però insomma ho visto che questo matrimonio non mi convinceva. Io sono andato a prenderlo a casa alle 7:30 del mattino, quando lui si è alzato da letto, che avrebbe dovuto essere quello matrimoniale. Non era un uomo che si alzava da un letto matrimoniale. C'era qualcosa che non ha mai funzionato in quel matrimonio, tanto per essere chiari. E molti, già allora avevano detto sì, certo, c'è stato un colpo in testa. E siccome nessuno riusciva a giustificare questo colpo in testa, sapete la versione che mi hanno dato all'epoca, quando anch'io lo sostenevo? Sì, forse lui è sceso giù dentro la stiva della nave e ha trovato che forse c'era stato un tradimento della moglie con qualche marinaio. Però questa versione sudicia è impropria, è falsa. È chiaro che stava a nascondere il dato che qualcuno gli aveva dato un botto in testa. E gli ha dato la botta in testa perché lui aveva scoperto un eventuale, improbabile, impossibile tradimento matrimoniale. Non era così. È una storia giallo nel giallo che fa parte dei tanti misteri di questa Repubblica. Davvero una vicenda che continua a far discutere dopo tanti anni. Continua a far discutere anche purtroppo le tante troppe vittime sulle strade del Veneto. L'ultima in ordine di tempo, un 52enne imprenditore di Spresiano che ha perso la vita ieri sera a Nervesa della Battaglia con la sua moto, una Nervesa della Battaglia già insanguinata dalla morte del 18enne, lo ricorderete, sulla Ponte Bana. Il nostro Christian Arboit è a Spresiano perché c'è una comunità in lutto per la morte di questo imprenditore. Buongiorno Christian. Buongiorno Nicola, anche da parte di Renato Capoia che sta curando la parte tecnica. Dici bene, purtroppo una comunità in lutto. Qui con me c'è il sindaco Marco Della Pietra, il vice sindaco Roberto Fava, consigliere delegato alla sicurezza stradale per la provincia di Treviso, e c'è anche il presidente della Proloco di Spresiano, Antonello Rossi, perché questa notizia piomba su Spresiano mentre è in corso uno degli eventi principali dell'anno, Calici in piazza, ma poi appunto ne parleremo con il sindaco, il vice sindaco, lo stesso presidente della Proloco, che hanno in mente appunto delle iniziative. Ma prima la cronaca con appunto la dinamica dell'ennesimo incidente stradale sulle arterie, sulle strade della Marca trevigiana ieri sera, quindi a Nervesa della Battaglia, ancora una volta il territorio comunale di Nervesa della Battaglia. Questa la cronaca con le immagini di Mattia Pizzaia. È andato dritto alla curva, ha fatto un volo ed è finito nel fosso. Sono le agghiaccianti parole della giovane che ieri sera attorno alle 20 ha visto la tragica fine di Alberto Borsoi, imprenditore 52enne di Spresiano, morto nello schianto con la sua moto contro un guardrail lungo la provinciale 248, la strada schiavonesca a Nervesa della Battaglia.
Uno schianto terribile, la cui ricostruzione è al vaglio dei carabinieri giunti sul posto assieme ai sanitari del SUEM. Il 52enne in sella alla moto dal centro di Nervesa stava andando in direzione Bidasio. Alla curva di fronte all'ex sede della Nervesa Moda Uomo però il motociclista è andato addosso al guardrail. Il mezzo è rimbalzato sulla strada mentre l'uomo è finito nel fossato. La strada è stata chiusa a lungo per permettere i rilievi delle forze dell'ordine. Non è escluso che l'alta velocità abbia avuto un peso determinante nello schianto. È la seconda volta che le strade di Nervesa si macchiano di sangue in meno di una settimana. La notte tra sabato e domenica, infatti, la Pontebana è stata fatale al 18enne Cheikh Tidiane, che è stato investito a poco prima dell'alba e ha trovato la sua morte sul ciglio della strada. Ora questa nuova tragedia. Purtroppo dobbiamo dire che in questo momento questa catena ci vede un po' di sfortuna per questa serie di incidenti. Diciamo che anche in questo caso fortunatamente non sono rimasti coinvolti altre autovetture, altre persone. Purtroppo una persona che stava conducendo una moto ha avuto questa fuoriuscita di strada. Quindi adesso le autorità competenti faranno le indagini per capire le motivazioni per cui è avvenuto questo incidente. Questa dunque la cronaca dell'ennesima serata tragica sulle strade della Marca Trevigiana con le immagini di Mattia Pizzaia. Resta una comunità in lutto, sconvolta, quella di Spresiano. Alberto Borsoi era molto conosciuto e apprezzato, molto noto e apprezzata anche la famiglia. È l'ennesimo momento duro questo, sindaco della Pietra, e si faticano sempre a trovare le parole, questo è innegabile. Sì, questi sono i momenti in cui eviterei volentieri di fare commenti. Alberto era persona conosciuta, la famiglia altrettanto, e lascia sicuramente la comunità attonita e sgomenta di fronte a un altro incidente sulle strade. Sai, quando capitano molto spesso passano, dispiace, quando poi ti toccano come comunità e quindi ce li hai più vicini fanno molto più male, ecco. E questa notizia piomba su Spresiano mentre è in corso una delle feste principali dell'anno, Calici in piazza. So che questa mattina vi siete incontrati anche come maggioranza. Sì, allora ieri sera la notizia è piombata proprio mentre la manifestazione era in corso e quindi sì, prendere decisioni così a caldo sarebbe stato forse peggio, ecco, che non lasciare andare la serata come poi è stato fatto. Oggi ci siamo chiesti se fosse il caso di fermare tutto e abbiamo fatto questa riunione e abbiamo condiviso tra noi la Proloco che qui ci mette tanto e quindi assolutamente era corretto ci fosse anche la Proloco e comunque anche con tutte le persone che qui ci lavorano, che sono molte, e abbiamo pensato ad Alberto. Può sembrare la solita frase fatta, no? Però io ne sono convinto di sta cosa qua. Stamattina ho trovato anche degli amici della classe di Alberto che mi hanno confermato anche loro questa cosa, che Alberto sarebbe andato avanti e quindi anche noi abbiamo pensato di continuare con la festa, ma sicuramente ci sarà un momento di ricordo e di ulteriore, ecco, vicinanza alla famiglia. Io ho ricevuto tantissime testimonianze d'affetto, stamattina ne sto continuando a ricevere e stasera gliela daremo in maniera un po' più ufficiale, ecco. Anche perché il papà di Alberto è stato uno storico presidente della Proloco. Qui con me appunto Antonello Rossi, che è l'attuale presidente della Proloco, quindi è una decisione pesante, ma è una decisione che avete assunto. Sì, una decisione un po' difficile, diciamo,
però stretti alla famiglia, e giustamente la nostra manifestazione con massimo rispetto viene fatta, sapendo che appunto Alberto lo conosciamo bene ed il papà è stato un ex, diciamo, presidente della parrocchia di Spresiano, al quale che, come ripeto, ci siamo prima che ne venisse data la triste notizia, e 2 ore prima eravamo a ridere e scherzare con il nostro Francesco Borsoi. Perciò diciamo queste cose non dovrebbero succedere né su una situazione di manifestazione, ma neanche mai, perché veramente sono notizie tristi e anche devastanti. Comunque, ripeto, questa sera ci sarà un attimo di ricordo e un attimo di silenzio che il nostro Marco della Pietra farà presente, e finiamo la nostra festa in divertimento e ricordando il nostro Alberto e la famiglia con il nostro Francesco Borsoi. Grazie Presidente. Roberto Fava, consigliere delegato per la provincia di Treviso sulla sicurezza stradale. L'ennesima estate tragica sulle strade della Marca. Proprio pochi giorni fa avevate diffuso dei dati anche molto significativi. Fava, fa sempre male, però qui la strage continua. Sì, purtroppo ogni volta che mi trovo a commentare una notizia come questa mi chiedo se facciamo abbastanza, ed è lì il punto, insomma, perché l'attività di prevenzione che si fa è un'attività che serve per rendere consapevoli le persone, però quando poi scopri che forse non fai abbastanza, perché se succedono ancora tutti questi incidenti, cioè i dati dei primi 7 mesi riportano 35 vittime e 1241 feriti, e sono esattamente in linea con quelli del 2023. Noi speravamo invece che con tutto quello che mettiamo in campo quotidianamente questi dati migliorassero. C'è la consapevolezza umana che stare alla guida si corrono tanti rischi e dobbiamo stare concentrati su quello che facciamo. Tutto là, le attività di formazione nelle scuole, le attività di sensibilizzazione, le campagne, anche campagne shock che si cercano di fare, devono far aumentare questa consapevolezza, e l'unica strada che conosciamo è quella di continuare a farlo, perché ogni volta che succede una vittima ci sentiamo di essere sconfitti da questa battaglia, perché è veramente una battaglia. Una battaglia, e i numeri sono quelli di un bollettino di guerra, perché oltre 1000 feriti sulle strade della Marca trevigiana, oltre ai morti, sono davvero tanti, sono troppi. Grazie Roberto Fava, grazie Sindaco Marco della Pietra, grazie Presidente della Proloco di Spresiano Antonello Rossi. Per il momento è tutto, Nicola. Con Renato Capoia ti restituisco la linea da Spresiano. Grazie a Cristian Arboit. Allora, abbiamo parlato del morto dell'altra vittima a Nervesa, e cioè il 18enne Cheikh, travolto e ucciso sulla Pontebana. Come sapete, 2 giorni fa la notizia che era indagata per omicidio stradale la 44enne infermiera che aveva dato l'allarme. Ieri c'è stato l'interrogatorio davanti al pubblico ministero. Oltre un'ora di interrogatorio. La procura sarebbe indirizzata all'annullamento dell'imputazione di omicidio stradale e all'archiviazione del caso. Insomma, una tragica fatalità. Avvocato, ci può dire qualcosa dell'interrogatorio? Qualsiasi cosa, ha durato anche tanto. Immaginiamoci sotto shock, no? Questo l'hai già detto. Non ci rilascia una dichiarazione su come è andato l'interrogatorio? No. Irremovibile l'avvocato Mauro Crocetta dopo l'interrogatorio della sua assistita da parte del pubblico ministero Michele Premugnan, e questo nonostante la procura sia indirizzata ad archiviare l'accusa di omicidio stradale nei confronti dell'infermiera di Susegana, che per prima domenica mattina ha chiamato i soccorsi nel vano tentativo di salvare la vita a Cheikh Tidan Bans, il 18enne del Burkina Faso, investito poco prima lungo la Pontebana nel tratto da Spresiano verso Ponte Priula. Un interrogatorio iniziato poco dopo le 10:30 in procura a Treviso è terminato con lo scoccare del mezzogiorno. Un incontro con l'indagata fortemente scossa per quanto accaduto e con forti sensi di colpa per non aver potuto fare di più per quel giovane. 1 ora e mezza dove la donna ha raccontato la sua versione a partire dal suo percorrere alle 5 del mattino la Pontebana alla guida della Clio sotto ai limiti di velocità consentiti in quel rettilineo. Davanti a lei 2 veicoli che ad un certo punto avrebbero scansato qualcosa percepito a stento nel buio della notte.
Mossa che avrebbe fatto anche lei per poi accorgersi che quella cosa era il corpo di un giovane uomo con la testa fracassata. Per questo, nell'agitazione del momento, imboccando la piazzola del vicino distributore, avrebbe preso un cordolo di cemento che le avrebbe distrutto gomma e cerchione anteriore destro. Per la procura la morte del giovane sarebbe la somma di condizioni negative che hanno portato a quella che si potrebbe definire dunque una tragica fatalità. Infatti, nonostante le analisi tossicologiche debbano ancora essere formalizzate, l'autopsia di ieri avrebbe indicato la forte presenza di alcol nel corpo del giovane che, va ricordato, aveva passato il sabato a Jesolo e la nottata in una discoteca di Spresiano. Poi il tipo di investimento che indica chiaramente come il giovane fosse seduto o addirittura disteso sull'asfalto, molto probabilmente in stato di incoscienza e per questo difficilmente individuabile a causa del colore scuro della pelle, dei vestiti e del buio in quel tratto di strada. Nel frattempo la salma di Cheikh Tidiane Bans è stata restituita ai familiari e con tutta probabilità sarà trasportata in Francia, dove il giovane risiedeva e dove vivono i genitori. Tutto questo per i funerali che al momento non sarebbero ancora stati fissati. Allora, torneremo alla cronaca fra poco e alle tante tragedie sulla strada fra pochissimo. Prima però c'è un altro argomento importante che è quello del lupo sull'altopiano. Il lupo, diciamo, ormai è anche in pianura, lo sappiamo bene, il lupo del Piave, ma la preoccupazione più importante resta sempre quella dei malghesi alle prese con il lupo. Allora andiamo in altopiano da Vanessa Banzato ad Asiago. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Nicola e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Io mi trovo assieme al sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern. Perché? Perché abbiamo riportato in tantissime occasioni la difficoltà che stanno affrontando i malghesi qui in altopiano proprio per la presenza del lupo e le continue predazioni ai capi di bestiame che si trovano nei vari pascoli, soprattutto in orario notturno. Adesso è arrivata questa notizia della sperimentazione, intanto in corso in due comuni vicentini, di Torre Belvicino e Arsiero, della possibilità di sparare delle pallottole di gomma al lupo per allontanarlo. Tutto questo però se si sono rispettate tutte delle precauzioni che sono state stabilite insomma dalle normative vigenti. Allora, prima di dare la parola e parlare con il sindaco che fuori dal microfono e dalla telecamera ha dimostrato qualche perplessità su questa cosa, di questo allontanamento, ma ne parleremo poi con lui, io chiederei alla regia di mandare il servizio di Mirko Cavallin, che ha realizzato Mirko Cavallin, appunto, in cui si spiega un po' tutto quello che prevedrebbe questa sperimentazione. Al via gli interventi di allontanamento del lupo con pallottole in gomma. Si parte in via sperimentale da Arsiero e Torre Belvicino dopo il parere favorevole arrivato dal Ministero dell'Ambiente, Regione del Veneto e ISPRA su richiesta della Polizia Provinciale di Vicenza, alla luce del numero preoccupante di predazioni riscontrate da inizio anno sul territorio. Si tratta di poter utilizzare, come avevamo richiesto, questi che sono dei proiettili di gomma per poter dissuadere quelli che sono gli atteggiamenti confidenti del lupo nell'avvicinarsi agli allevamenti, alle malghe e alle abitazioni. La Polizia Provinciale potrà operare e sparare con i proiettili di gomma, quindi non ci saranno ferimenti verso i lupi, ma semplicemente la volontà di allontanare questi lupi dal territorio che si intende difendere. Interventi che devono essere attuati in territori delimitati e che prevedono una procedura ferrea. È necessario verificare la presenza costante del lupo in un'area e i punti di passaggio nei pressi di allevamenti per procedere con metodi di dissuasione. Installate già le fototrappole nei perimetri specifici delle località indicate, studiate le abitudini del lupo, sarà possibile solo agli agenti della Polizia Provinciale adeguatamente formati intervenire. Vengono messe delle fototrappole per vedere i movimenti dei lupi, gli avvicinamenti, più o meno capire gli orari e quando si avvicinano. Dopodiché viene fatta questa valutazione e vengono organizzati dei turni H24. Se si incontra il lupo in questa zona verrà fatta la dissuasione. Nel Vicentino si conta la presenza di circa 10 branchi che grosso modo corrispondono ad un'ottantina di lupi. A preoccupare è il rischio di un incremento numerico non sostenibile dal territorio. Pertanto, come avviene per altre specie selvatiche, la provincia chiede che venga definito anche un carico massimo di presenza
presenze in base alle possibilità dell'area geografica di riferimento. Come avviene per tutti gli animali selvatici, un territorio non può sopportare una crescita infinita di questi animali. Attraverso uno studio con gli uffici competenti, con delle persone competenti, definire qual è il massimo carico di lupi che il territorio della provincia di Vicenza può sostenere. Ecco, insomma, abbiamo sentito, ci sono dei paletti ben precisi, delle direttive ben precise per poter attuare, mettere in pratica questa sorta di allontanamento con l'utilizzo di questi proiettili in gomma, queste pallottole in gomma, però Sindaco c'è anche da pensare alla tipologia del territorio dell'altopiano così esteso. Sì, il nostro è l'alpeggio più vasto d'Europa, quindi trovo veramente difficile poter perseguire l'obiettivo del contenimento del lupo attraverso l'utilizzo di pallottole di gomma. E certo questo è un rimedio che è stato proposto al Ministro anche nel corso della recente riunione che abbiamo svolto qua proprio in municipio d'Asiago, ma è, diciamo così, un'estrema ratio, nel senso che qui bisognerebbe avviare realmente quelli che sono i piani di contenimento di questo animale, che è un animale secondo la legislazione europea super protetto, che deve essere degradata la sua classificazione da super protetto a protetto per poter avviare una gestione più capillare sul territorio. Trovo difficile poter gestire questo animale stabilendo che solo la Polizia Provinciale possa utilizzare questi pallini di gomma in un territorio che consta di migliaia di ettari come quello del nostro altopiano, e quindi staremo a vedere come andrà questa sperimentazione nei due comuni nella quale verrà attuata. Anche perché proprio la struttura, la tipologia dei due comuni, Torre Belvicino e Arsiero, è completamente diversa da quella dell'altopiano di Asiago, e c'è da dire anche che le predazioni avvengono soprattutto in orario notturno. Sì, questo è il grande problema. Noi abbiamo avuto molte predazioni negli ultimi anni, ma abbiamo avuto anche molti allevatori che si sono sensibilizzati a questo problema e che stanno cercando di gestire i loro capi di bestiame in modo tale da evitare che questi possano subire delle predazioni. Certamente è un lavoro molto complesso questo, che richiede una diversità di organizzazione e anche di gestione dei territori, dei pascoli, e è un lavoro che richiede anche tutta l'attenzione che è dovuta agli organismi sovracomunali che hanno in mano la gestione di questo predatore, per poter arrivare ad una definizione di piani di contenimento o addirittura per poter prevedere il trasferimento di questi animali che nessuno vuole uccidere in zone meno antropizzate, in parchi naturalistici, dove ci possa essere una gestione migliore che non quella che noi sappiamo attuare in queste aree. Ecco, abbiamo sentito, abbiamo riportato anche nei nostri servizi la disperazione ormai dei vari malghesi. Loro si sentono impotenti, chiedono aiuto alla politica locale, chiedono aiuto alla politica nazionale, chiedono aiuto all'Europa. Vi sentite anche voi come sindaci impotenti, con le mani legate? Ma noi sono anni che solleviamo questo problema, a dire il vero siamo anche un po' rassegnati, anche se di fronte al Ministro abbiamo messo in evidenza queste gravissime problematiche che stanno vivendo i nostri allevatori e il nostro territorio di riflesso, perché dobbiamo considerare che chi prende una malga in affitto poi dà un introito anche alle casse del comune, quindi non possiamo pensare che ci sia un abbandono dell'alpeggio. Devo dire che gli strumenti che sono messi in campo, secondo il nostro punto di vista, non sono sufficienti né soddisfacenti, ma neppure il Ministro ha dato una risposta chiara verso la risoluzione di questo problema, demandando una definizione precisa agli organismi europei. Quindi qua bisogna sedersi ai tavoli dell'Europa per poter arrivare ad una degradazione, ad una declassificazione di questo animale, come dicevo, da super protetto a protetto, per poter effettivamente avviare tutte quelle procedure che sono fondamentali per poterlo rendere meno invasivo rispetto alle nostre aree. Però intanto proprio dal Ministero è arrivato il via libera per questa sperimentazione. Allora, ci sono altre zone del Veneto dove è stata attuata, perché non è una novità della provincia di Vicenza, questa che è la zona dell'Alpago, dove non ha prodotto l'esito che si sarebbe voluto conseguire. Certo che questo non vorremmo mai che venisse utilizzato in una chiave propagandistica, cioè questo strumento dell'utilizzo delle pallottole, perché noi abbiamo bisogno di risoluzioni realistiche dei problemi e non di slogan o di soluzioni che possono essere, come dire, dimostrativi di un impegno amministrativo o politico che non è di fatto risolutivo delle problematiche dei nostri allevatori.
Insomma, Nicola, hai sentito, c'è un chiaro appello che viene lanciato anche dagli amministratori locali, da chi amministra i vari comuni, da chi amministra questi territori che sono particolarmente colpiti dalle predazioni dei lupi. Io però ti chiedo, ne approfitto, visto che siamo proprio in centro ad Asiago, perché c'è la piazza che è già pronta per lo spettacolo di questa notte, e allora cosa c'è da aspettarsi? Cambiando completamente tema, velocissimamente, cosa c'è da aspettarsi? Perché il lupo è l'animale della notte di solito, no? Quindi noi questa notte spegniamo tutte le luci della piazza del centro storico di Asiago, in controtendenza con chi fa le notti bianche, noi facciamo la notte nera, quindi abbiamo allestito qui in piazza tutta una serie di iniziative che sono dedicate al buio, al colore del fuoco, al suono, al silenzio, e tutta una serie di attrattive, tra cui la presenza di un funambolo che passerà da una torre a un campanile, e quindi tutto ruota attorno al cielo, alle osservazioni delle stelle dalla piazza in diretta dall'osservatorio, alle conferenze astronomiche. Quindi sarà veramente un grande evento che ci porta verso la fine del mese di agosto, ed è tradizionalmente dedicato proprio ai turisti che scelgono questa fine di agosto per completare le loro vacanze. Insomma, Nicola, hai sentito un Asiago sempre più viva che mai, anche insomma verso il finire dell'estate, di quest'estate, torrida estate 2024. Da Asiago è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato, grazie al sindaco. Andiamo velocemente in pubblicità, poi torniamo in diretta. Rieccoci in diretta a Focus TG. Abbiamo parlato poco prima della pubblicità di lupi. C'è un altro tema che riguarda invece i cinghiali nel territorio del Vicentino, ma non solo, anche nel Padovano, la presenza che preoccupa gli agricoltori con la devastazione delle colture. Ad Altavilla Vicentina vi raccontiamo questa storia dell'ultimo agricoltore di una zona di Altavilla Vicentina, ultimo perché gli altri hanno abbandonato proprio vista la difficile convivenza con i cinghiali. Lo ha raggiunto Luisa Bertini insieme a Simone Squarcina. Nelle campagne del Vicentino è allarme cinghiali, soprattutto in questo periodo in cui l'uva è matura, siamo prossimi alla vendemmia. Io adesso sono in compagnia di un agricoltore, Francesco Fusari, siamo nella zona sotto i Colli Iberici ad Altavilla Vicentina, e proprio per le problematiche relative ai cinghiali il signor Fusari mi dice di essere rimasto uno degli ultimi agricoltori qui della zona. Di questa zona sicuramente, perché da qualche anno il problema cinghiali è molto sentito e attaccano più o meno tutte le colture. Prima dal mais, poi ai cereali, ai vernini, e adesso in questa stagione ovviamente è stagione dell'uva, e quindi si nutrono dell'uva quasi matura. Ecco, ci può mostrare i danni che fanno i cinghiali? Eccoli qua, potete vedere chiaramente i grappoli sono mangiati. Tutto il vigneto è in queste condizioni. E lo scorso anno si è verificata una situazione più o meno analoga? Lo scorso anno era analogo, cioè analogo nel senso che il danno è stato del 100%, non abbiamo raccolto assolutamente niente in questo vigneto. Quest'anno, se va avanti così, sarà la stessa cosa, perché l'uva non è ancora perfettamente matura, ma sarà matura fra una quindicina di giorni, quindi altri 15 giorni di cinghiali, e il danno si vedrà ancora di più. Ecco, la difficoltà è anche trovare delle colture che... Certamente, perché loro sono cinghiali, intendo, sono animali onnivori, mangiano di tutto, quindi quando hanno fame si adattano a mangiare qualsiasi cosa. Allora anche nel grano, che quest'anno ha avuto dei danni consistenti per allettamento, perché loro quando il grano è alto ci vanno dentro e fanno le loro scorribande, quindi ti rullano praticamente il grano che non lo puoi più raccogliere. Peggio che peggio quando si tratta di mais. Loro sono particolarmente golosi del mais, infatti in questa zona il mais non si coltiva più. Ecco, lei diceva ci orienteremo verso altri tipi di... Allora, sì, stavo pensando, ho già incominciato 2 anni fa con l'erba medica, cioè ovviamente è una coltura che si taglia più volte all'anno, quindi il danno
è meno sentito, insomma, perché loro anche lì entrano, fanno danni per allettamento, però dopo si taglia e la pianta ricresce, ecco, in quel senso. Io ringrazio il nostro ospite, l'avete sentita, questa la situazione dei coltivatori, zona Colli Iberici, Altavilla Vicentina. Grazie dunque a Luisa Bertini e a Simone Squarcina. È un altro weekend soleggiato che invita dunque ad andare nelle località di mare. Peraltro oggi comincia anche il controesodo, c'è un bollino nero, invita anche ad andare in montagna, bisogna stare sempre molto attenti alla montagna. È un monito che è stato un appello che è stato lanciato tante volte, e purtroppo un'altra tragedia in montagna è avvenuta nella serata di ieri. Un 26enne che ha perso la vita precipitato dal sentiero Tivan in comune di Val di Zoldo di fronte all'amico che lo accompagnava. Ha perso la vita a soli 26 anni Giorgio Allegri, Ravennate, mentre assieme ad un amico stava percorrendo il sentiero Tivan che dal rifugio Coldai in comune di Val di Zoldo si estende in un anello alle pendici del versante sud-est del monte Civetta. Erano circa le 18 di ieri quando la persona che lo accompagnava, in evidente stato di shock, ha allertato la centrale del SUEM dopo aver visto il giovane precipitare dal sentiero e ruzzolare tra salti di roccia per circa 150 metri. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore ha individuato il luogo dell'incidente e ha calato l'equipe medica che ha subito constatato le gravissime condizioni del 26enne per poi issarlo a bordo dell'aeromobile e trasportarlo d'urgenza all'ospedale di Pieve di Cadore, dove purtroppo si è spento accanto ai medici che hanno fatto tutto il possibile per salvarlo. Classe 1998, Giorgio Allegri, laureato in ingegneria al Politecnico di Milano, si era da poco trasferito per lavoro ad Anversa in Belgio e si trovava sulle Dolomiti per trascorrere le vacanze assieme ad un gruppo di amici. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità di Ravenna, che lo ricorda attraverso le parole dell'assessore allo sport e della Federazione Italiana Nuoto, poiché Allegri, esperto pallanotista, era stato capitano della Pallanuoto Ravenna, società che oggi non ha saputo trovare le parole per descrivere il dolore di questa perdita. Ed è stato trovato senza vita il corpo di Levin Vaitushat, lo studente tedesco di 25 anni che il 9 agosto scorso era scomparso mentre stava percorrendo in solitaria la via del Centenario che va da Vado di Corno, arriva a Fonte Vetica sul Gran Sasso. Il ragazzo fino a poche settimane fa abitava a Padova, dove era impegnato nel progetto Erasmus che lo aveva portato a studiare alle facoltà di Scienze Forestali. Le ricerche sono state lunghe e difficili perché il 25enne era partito da solo, ma alla fine purtroppo il corpo è stato ritrovato in un dirupo. E ancora una disavventura, questa volta a lieto fine, sempre in montagna nel Basso Feltrino, per un ragazzo di 24 anni di Vedelago, colto da un malore durante un'escursione, ma che ha avuto la prontezza di spirito di trascinarsi fino a un vallone dove ha recuperato lo zaino per bere e attendere l'arrivo dei soccorsi. Il giovane era impegnato nell'Alta Via degli Eroi tra Sette Ville e Seren del Grappa. Fortunatamente in questo caso il salvataggio di questo 24enne di Vedelago. E un'altra tragedia sulle Dolomiti avvenuta ieri, un uomo di 60 anni originario di Marino di Piave che ha perso la vita mentre assieme ad alcuni compagni stava effettuando una discesa in sella alla sua e-bike. È finita in tragedia, quella nata in origine come una normale gita tra amici. Sono le 9:30 quando la centrale del SUEM 118 viene allertata da alcuni ciclisti che hanno visto precipitare un loro compagno dalla strada silvopastorale che collega la frazione di Pinie a Vigo di Cadore con la cima del Monte Tudaio. Claudio Berno, 60 anni, di Marino di Piave, stava scendendo la tortuosa mulattiera a bordo della sua e-bike quando in prossimità di un tornante la bicicletta si sarebbe piantata, forse per un errore di manovra o a causa del terreno dissestato, sbalzandolo e facendolo precipitare nel vuoto per una quindicina di metri nel ghiaione sottostante. Impossibilitati a raggiungerlo, i compagni hanno subito dato l'allarme vedendo che l'uomo giaceva immobile e non rispondeva ai loro richiami. Sul posto è quindi intervenuta la squadra del soccorso alpino di Centro Cadore con l'ausilio dell'elicottero Falco 2 che ha provveduto a calare con il verricello l'equipe medica per prestare le cure urgenti all'uomo, apparso cosciente in prima battuta seppur in condizioni gravissime dovute ai traumi riportati. Imbarellato e issato a bordo, Claudio Berno ha cominciato ad aggravarsi durante il tragitto verso l'ospedale e a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di tenerlo in vita. Diciamo che una caduta
di questo tipo crea dei danni interni al di là della conformazione del terreno, quindi si innescano delle energie molto importanti, per quello che bisogna fare la massima attenzione, avere la massima attenzione nei tratti più pericolosi. Il dolore in via della Vittoria a Mareno di Piave, dove l'uomo resideva assieme alla moglie Sabrina, che alla domanda di che tipo di persona fosse Claudio Berno ha voluto rimarcarne l'amore e la passione per lo sport. Sportivo, dinamica, era sempre in bici, sia prima in montagna che a far camminare. Una passione testimoniata anche dalle parole di un vicino di casa. Passione, tennis, così, certamente mi lascia sgomento sta notizia. Berno, che di lavoro era agente di commercio per un'azienda del settore chimico con sede a Milano, è l'ennesima vittima della montagna, luogo che può dare al pari di quanto può togliere e che deve essere sempre affrontato con la massima cautela e preparazione. Il monito dei soccorritori, che ricordano l'importanza della prudenza anche a fronte della crescente popolarità del ciclismo nel territorio delle Dolomiti. Bisogna avere la massima attenzione nella fase di discesa, perché si raggiungono velocità anche importanti e il punto è sconnesso, quindi bisogna avere un'ottima preparazione sia fisica che mentale nell'eseguire le manovre. Chiediamo di fare attenzione e laddove nei tratti più ripidi magari scendere e accompagnare la bicicletta, onde evitare cadute che potrebbero purtroppo trasformarsi in casi veramente gravi o addirittura mortali. Ultima pausa pubblicitaria, poi di nuovo in diretta. Ultima parte di Focus TG, torniamo a parlare della frana sul Fadalto e dei lavori per ripristinare la viabilità in un tratto importante della Alemagna. Allora vediamo gli ultimi aggiornamenti. L'ultimo tavolo a cui avevamo partecipato assieme ad Autostrade ANAS indicava come data termine lavori all'incirca fine agosto, i primi di settembre. E ora noi speriamo insomma, che queste scadenze siano rispettate. È ottimista il sindaco di Vittorio Veneto. Se non sarà per agosto, saranno i primi giorni di settembre quelli buoni per la riapertura della statale Alemagna sul tratto del Fadalto. Strada chiusa da 12 luglio, causa frana, che ha messo in difficoltà la comunità che vive e lavora su un tratto di strada un tempo vitale per la circolazione da e verso il Bellunese, poi caduta in disgrazia una volta aperto il prolungamento dell'autostrada fino al Pian di Vedoia. Ed è proprio sul tratto autostradale che il sindaco si è subito impegnato per alleviare il disagio dei residenti, per un'esenzione che si protrarrà finché non sarà riaperta la statale. E poi però se dovesse esserci ogni volta l'esigenza che la strada verrà chiusa o per lavori di manutenzione o per lavori strutturali come abbiamo detto prima, ci sarà comunque la possibilità con Autostrade di poter usufruire in modo gratuito dell'autostrada. Ma come c'è riuscita? Perché l'autostrada è un mastodonte, come è riuscita a combinare? No, qui devo dire che c'è stata la sinergia e la collaborazione assolutamente dell'assessore De Berti, quindi assolutamente ringrazio il vicepresidente della Regione Veneto per l'intervento che ha fatto rispetto al Ministero delle Infrastrutture. Effettivamente forse questa volta più di sempre si è sentita l'esigenza di dare delle risposte agli utenti e ai residenti che abitano nella zona del Fadalto. Ricordiamo che ci sono tantissimi utenti che transitano dal Bellunese verso Vittorio Veneto e viceversa, che da Vittorio Veneto vanno a lavorare ad Alpago e nel Bellunese. Per questo, sottolinea il sindaco, riapertura in fretta sì, ma con lungimiranza per evitare che il disagio si ripeta. E quindi più delle altre volte questo intervento dovrà essere strutturale e quindi porterà via ancora del tempo, immagino. Anche il comune con la regione però pensano ad un'altra soluzione, ovvero a delle gallerie artificiali a protezione della viabilità, come già esistono per il tratto ferroviario. Noi abbiamo già partecipato a una prima commissione via in cui è stato un po' presentato il progetto, che è un progetto, ricordo, circa l'importo di 49 milioni di euro, sarà fatto in 3 stralci. Il primo stralcio non partirà non fra molto, indicativamente posso dire fra 1 anno e mezzo, 2, adesso ancora i tempi non lo sappiamo, però l'idea è quella appunto di fare dei lavori strutturali con delle gallerie e delle barriere paramassi che siano definitive. Lunedì 26, quindi lunedì prossimo, al via ufficiale la vendemmia. Secondo gli agricoltori potrebbe essere una buona annata grazie alla qualità eccellente delle uve.
Si comincia da Baone con i vigneti delle varietà Chardonnay e Pinot Grigio. La vendemmia 2024 comincerà lunedì e interesserà tutto il territorio dei Colli Euganei, fresco di nomina riserva della biosfera MAB UNESCO. Vini che quest'anno, secondo le previsioni degli agricoltori, rispecchieranno la meraviglia, dato che gli auspici sono dei migliori. Una vendemmia che ci aspettiamo positiva rispetto alla qualità delle uve presenti sui nostri territori, nonostante un inizio d'anno segnato da forti piogge e quindi leggere criticità per quanto riguarda la gestione delle malattie. Da fine aprile a metà luglio i viticoltori hanno incrementato i trattamenti ai vigneti al fine di scongiurare eventuali malattie provocate proprio dalle abbondanti precipitazioni verificatesi a maggio. Ma se la primavera è stata molto piovosa, l'esplosione del caldo all'inizio di luglio ha fatto maturare al meglio le uve. Risultati eccellenti sono attesi per il Serprino, il vino re degli Euganei, bene pure la varietà Garganega, così come il Moscato e il Cabernet Sauvignon. Sulla vendemmia però pesa sempre l'incognita cinghiali. La vendemmia è un momento di festa, è un momento di raccolta, di un anno di lungo lavoro per i nostri soci, ma anche di criticità. Sappiamo benissimo che nei Colli Euganei sono presenti una numerosa popolazione di cinghiali e quindi chiediamo ovviamente che nel momento in cui vengano segnalate la presenza degli ungulati nei vigneti ci sia un pronto intervento da parte dei selecontrollori in modo da ridurre il più possibile i danni. Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, in provincia di Padova sono 7.500 gli ettari vitati per un fatturato anno che sfiora i 70 milioni di euro. L'anno scorso inoltre sono stati coltivati 1.200 ettari con il metodo biologico, ovvero il 16% del totale. In chiusura allo sport, ieri al Palaverde siamo tornati nella Marca trevigiana, si sono aggregate al gruppo delle campionesse dell'Imoco Volley Conegliano le 3 campionesse olimpiche che hanno vinto l'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, ovviamente l'entusiasmo alle stelle per i tifosi. Accolte come delle vere e proprie rockstar sul parquet del Palaverde, le campionesse olimpiche Mochi De Gennaro, Sara Fari e Marina Lubian hanno sfilato al termine dell'allenamento con quella medaglia d'oro al collo che avevamo ammirato solo in televisione a Parigi, ma che i tifosi hanno finalmente potuto toccare con mano. Erano oltre 1.500 ad assistere all'allenamento a porte aperte delle ragazze e hanno atteso pazientemente che finisse per prenderle letteralmente d'assalto, insieme alla medaglia di bronzo, la brasiliana Gabi. Sicuramente è una gran bella emozione, una grande responsabilità e questo lo dimostra anche il fatto che tutti quelli che sono venuti oggi, tutti i ragazzini, tutte le bimbe, comunque hanno visto in noi qualcosa di bello e quindi adesso sta a noi a continuare a farle divertire e a farle sognare. Da quando siamo rientrati in Italia ho iniziato a realizzare un po' di più, no? Forse quello che è successo, nel senso che ovunque andiamo la gente ci riconosce, forse è cambiato qualcosa più per gli altri che per noi, però niente, sono orgogliosa di quello che abbiamo fatto, del risultato che abbiamo raggiunto, di come ha lavorato la squadra, perché siamo state veramente squadra. Onestamente io non vedevo l'ora di rientrare, di aggiungermi al gruppo perché comunque quando hai quella mentalità lì e tutte noi ce l'abbiamo, diciamo che non basta neanche un oro olimpico, no? Si vuole sempre di più, quindi sono pronta a lavorare e a divertirmi con loro. Vedere così il primo allenamento che siamo ritornate, diciamo tutte, è sempre bello ritornare qui a casa, condividere queste emozioni anche con tutti i nostri tifosi, quindi bello tornare. Rivivi un po' tutti i sacrifici e tutto il duro lavoro che hai fatto negli anni, quindi per questo devo ringraziare anche questo club che mi ha permesso in questi anni di crescere e quindi per poi poter raggiungere questo risultato, quindi grazie all'Imoco Volley. Neanche nei miei sogni più nascosti avrei pensato di indossare questa medaglia, chiaramente credo sia il sogno di tutti gli sportivi ed essere, viverlo è incredibile, io ancora non riesco a crederci. Hai dormito con la medaglia? No, anzi l'ho data subito a mia madre perché io mi conosco e quindi avevo paura di perderla la sera stessa, però poi subito appena sono tornata a casa l'ho riguardata, l'ho ripresa in mano e sì. Inutile dire che l'Imoco Prosecco Doc quest'anno vuole vincere tutto, ma se dovesse scegliere un trofeo, cosa sceglierebbe il presidente Garbellotto? Come sempre lo scudetto del pubblico.
Complimenti alle Pantere, noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.